Bella raga, ciao a tutti il comandante veneziano, siamo su GP4 e mi sono preso una pole position per 11° su Jarno Trulli, ho fatto un giro perfetto raga, devo guidare un po' di più per avere le prestazioni, ma ragazzi è pole position, Schumacher addirittura nono, crisi per Michael Schumacher, il campione del mondo veneziano e il non campione del mondo Montoya, sono in pole. Vediamo la pioggia, non c'è, godo. Vai raga. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Quindi non abbiamo mezze misure, o grandi cose o cose negative. Clutch out, we're green. Vai ragazzi, andiamo. È chiaro che sono importanti in questo sistema di punti. È importante più il piazzamento che vincere per forza. Boh, siamo partiti benissimo. Chiaro che dobbiamo tenere Rubens Barrichello dietro e le Ferrari volano. Però Interlagos è una gara iper favorevole, quindi ho buone chance. Dai! Credo che deve anche la Williams non tradirmi e non ha l'affidabilità della Ferrari, ovviamente. Però siamo partiti bene, questo lo dobbiamo dire. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Ok, Good job. That was the fastest lap of the race so far. e godo. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Però con le sue impressioni che cambiano in base all'anno è qualcosa di meraviglioso, ragazzi, io ve lo dico. Lo confesso alla dogana. Vola Cuba verso l'Eternity Glory. Stiamo giocando, guidando bene, è chiaro che, come si dice, nelle gare favorevoli sappiamo che posso fare bene. Mamma mia. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Giro record di Bari Uccello, però, eh. Schumacher ancora nono. Crisi per Michael Schumacher. Barrichello sta arrivando, eh. Yellow flag, yellow flag. Jenson Button, il motore tradisce Button o Button, lascio sempre a voi la scelta. Barrichello è un secondo. Fuori Wilson, trasmissione, attenzione. Secondo ritiro in pochissimo tempo. Dai raga. C'è tensione, Beppe. C'è tensione, un secondo.
Comunque non stiamo dominando, siamo primi, ma perché non stiamo sbagliando niente. Dai ragazzi. Il Montoya Kume sta guidando. Juan Pablo Kume. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. In testa alla corsa. Michael Schumacher. Mamma mia, come l'ha pitturata qua. Firman iBox. Firman iBox. Le Jordan teoricamente sono in grande calo. È finita l'epopea Jordan. Due secondi, dai raga, sono molto concentrato. Ti scuso se parlo poco, ma sono con la Williams, sono con la Ferrari, è normale avere un po' più di tensione. Yellow flag, yellow flag. Uno e 7 la Barry. Deve pitturare Montoya. Box Villeneuve, danni, danni, problemi. Fuori Trulli, trasmissione dopo una grande qualifica secondo. Ecco la macchina parcheggiata di Jarno. Gara ancora lunga purtroppo. No, 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 mamma mia, leggermente lungo. Qua perdo sicuramente qualcosa. Barrichello lo vedo più vicino. Mamma mia. Attento, come attento. Uno e 4. Barrichello non molla. No! Mamma mia, bloccata qua del cume. Bloccata del cume. Attenzione Barrichello. You've dropped down into P. Con questa Just 3 bloccata. laps to go now. 3 laps. You're leading the pack. P1. Mamma mia, cosa ho rischiato. Barrichello ha preso 1,5 secondi per un bloccaggio, ragazzi. Le Ferrari sono in palla. Anzi, Barrichello è in palla, adesso torniamo a 1 e 2. C'è una tensione devastante, signori.
C'è la classica tensione ecumendiana con Jarno Trulli parcheggiato là. Molto bene, dai, manca ancora troppo. Duccio laps remaining. Two laps left. Next time by will be your final lap. 2 giri alla fine. Schumacher decimo, ragazzi. Schumi non riesce a sorpassare nessuno. Crisi per il campione del mondo Schumi. Mentre il campione del mondo Cuba è primo. Giro record di Jacques Villeneuve intanto. Fastest di Jacques. Crisi nera per Jacques. Dai raga, dai. This is your final lap of the race. Final lap of the race. Uno e 6 su Barri, 1 e 6 su Barri. C'è una tensione abbastanza inaccettabile nel box Williams. E signori, Montoya Cume, Juan Pablo Cume va a vincere il Gran Premio di Interlagos, 2 vittorie su 3, però nella seconda gara 0 punti, quindi pesa molto nel sistema di punteggio del 2003. Yes, 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 yes! Nice. Oh yes, baby, oh yes. Ok. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Sì. Ragazzi, Williams devastante, primi e secondi sotto il diluvio in qualifica. Mamma mia che Williams. Qua l'ho sentita veramente a bomba, non piove. Per fortuna in gara non piove, godo. E andiamo. You stall, clutch in and build some revs. Raga. Hop, 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 hop. Clutch out, we're green. Go, go, go. E qua ora abbiamo una macchina veramente prestazionale. Possiamo puntare anche alla doppietta, secondo me. Però non devo sbagliare niente come Interlagos, non sarà facile, però è un'altra gara favorevole in Imola. Quello che deve anche tenere la macchina, perché chiaramente ho sempre paura di qualche problema tecnico. Comunque la classifica recita: Barrichello 20 punti, Juan Pablo Cume 20 punti, Michael Schumacher 15 punti, David Coulter 15 punti, 4 piloti in 15 punti e Coulter ancora tiene botta. È incredibile David, il campione del mondo 98.
leggermente lungo. Ancora primi per poco, mamma mia che culo. È andata bene, ma sarà una gara dura questa, eh. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Devo approfittarne finché le gare sono favorevoli, ragazzi. Montoya vuole partire forte come l'anno scorso, però poi si è fermato a metà campionato, praticamente ha fatto 0 punti in 6 gare. Otto decimi di vantaggio. Dai Ralf, tieni duro, tieni dietro le Ferrari per piacere. Che Williams, signori. La sento veramente forte qua, Imola. Mamma mia. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Che tensione, Beppe. Uno e due da Ralf. Leggermente lungo, ha perso qualcosa. Il 3 volte campione del mondo Kume. Vuole vincere il quarto titolo irridato. Yellow flag intanto, incidente, qualcosa è successo. Doppia yellow flag. Wilson, trasmissione. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Coulthard. Problemi all'olio per Coulthard, perdita dell'olio. E anche Trulli, mamma mia. Carneficina Imola, carneficina Imola. Due secondi di vantaggio su Ralf e Schumacher. Molto bene. Altro bel giro. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ogni giro è quello più veloce. Per il momento tutto alla grande.
No! Mamma mia, bruttissimo errore. Salvata, salvata. L'ho salvata, ma l'Alf si avvicina. 1-3 da 2-7. Buono. Mamma che tensione, Beppe. Sarebbe fondamentale vincere la terza gara su 4. È anche inaspettato, sinceramente. In questo momento è doppietta Williams. La classica doppietta Williams. La scuderia che ha lanciato Veneziano nel mondo della F1. Adesso vuole vincere col Cuma dopo gli anni gloriosissimi in Ferrari. Questo pilota che a 18 anni era già ai vertici della Formula 1. Mamma mia. Adesso a 23 anni è il più grande forse pilota della F1, ma stiamo calmi. Manca ancora troppo. Schumacher comunque in grossa difficoltà oggi, eh? Cioè in questo mondiale, il 3 volte campione del mondo. Mamma mia. Devo stare attento però. Adesso però 3 secondi e 4 sto volando. Il Cume vola. Non ci credo. You've dropped down into... You've moved down the order into P4. That's P4. Incredibile errore di Veneziano. Incredibile, testa coda che mi toglie via. Just 3 laps to go now. 3 laps. Addirittura dal podio. No, ma qualcosa alla macchina, ragazzi. You've fallen into P7. You're in P... You're falling down the field. Incredibile. P7 now. P7. È successo il finimondo, ragazzi. Non so come, ma sono ancora intero. Non ho parole. Dio. Pazzesco, pazzesco. Buttata via la gara. Buttata via la gara. Problema elettrico per Firman. A un certo punto la macchina ha cominciato a non tenermi più in strada. P6. We have P6. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. La macchina non è più come prima.
You've fallen into P7. You're in P7. Ma guarda che roba, non la tengo più. Non la tengo più, P6. We ragazzi. have P6. Non la tengo più. Devo frenare 1000 minuti prima. Se no la perdo ogni curva. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Ancora yellow flag. Tutti forse i detriti? Eh sì. Incredibile quello che è successo. Siamo rimasti in 13 macchine. Non so come ho fatto a non ritirarmi con la bomba che mi è arrivata da dietro. Ma non la tengo più. Qualche problema ce l'ho, ragazzi, perché non la tengo più come prima. O le gomme si sono andate. Poteva essere la terza vittoria su 4 gare. Oh, il perfetto, la stavo dominando, attenzione. Qualcuno ha fuori pista, Raikkonen. E mi dà il quinto You have posto. P5. P5. Erroraccio di Kimi. Grazie, Kimi. Guarda. Cioè, devo frenare 2 ore prima, ve lo giuro, rispetto ai primi 6 giri. Ma perché sti problemi? Probabilmente le gomme sono finite. Ho tenuto male le gomme. Perché non ho altri problemi meccanici, se no me li segnerebbe l'iconcina in basso a destra. Buttiamo via per una vittoria meritatissima. Vergogno, che sfiga. Oh. Che sfiga per il talentissimo. Devo fare punti, però l'importante è non fare 0 punti. Non ho più ritmo, adesso Button, vedi, si sta recuperando. This is your final lap of the race. Ho perso proprio tutto, ho perso. Ma vaffanculo, va. 13 macchine in pista. È già un miracolo, cioè, dovevo ritirarmi, invece incredibilmente. Sono salvo. Meno male che il gioco è un po' permissivo con certi contatti. Ho ricevuto una bomba da dietro, non so da chi. Fisichella ai box, fisico ai box. Ho perso anche il podio. Incredibile. La stavo completamente dominando. Anche Pizzone è fuori, in 12 rimaniamo. Tanto forse Ralph va a vincere ed è importante per la Williams. Tutti in corsa per il mondiale. Ralph vince il Gran Premio di Imola. Per Veneziano, veramente una beffa atrocissima. Atrocissima sta beffa, sinceramente. Perdo la testa del mondiale. Fuori anche Villeneuve in 11 rimaniamo. Quinto posto per Veneziano. Ma tanta rabbia. Ragazzi, hanno delle classifiche, ho visto che non mi sono accorto nella bagarre che la Minardi ha preso un altro punto con Verstappen, che è il secondo punto dal 98. Allora ragazzi, mondiale incredibile. Barrichello 28, Juan Pablo Cume 24, Barrichello 20. No, scusate ragazzi, che libere righe. Barrichello 28, Juan Pablo Cume 24, Michael 21, Ralph 17, Coulter 15, Raikkonen 11, poi via tutti gli altri. Alonso sempre 6 punti, un po' sfortunato. Ma ragazzi, cioè, fino a Ralph, 11 punti, 4 piloti, 4 piloti. Sì, 5 piloti contando me. Io sono uno, quindi 4 piloti. Pazzesco. Costruttori, 49 Ferrari, 41 Williams, 26 McLaren, 11 Renault, 10 VAR, 8 Sauber, 5 Jaguar, 3 Jordan, 2 Toyota, 1 Minardi. Bene, Juan Pablo Cume, leader delle vittorie. Juan Pablo Cume, leader delle pole. In 4 gare, 2 vittorie, 2 pole, 2 podi, 0 ritiri. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!